Scene del più classico dei film dell'orrore trasmessi in periodo di Halloween, solo che questa volta di fiction non c'è nulla, è tutto reale. Siamo a Pianezze, dove i vandali hanno preso di mira un'abitazione in via di ultimazione. Immagini che lasciano senza parole, danni per oltre 30.000 euro, scritte con una vernice verde indelebile sui muri, sui sanitari, sui pavimenti, ma soprattutto la cosa che ha sconvolto maggiormente i proprietari della casa: teste mozzate e cadaveri di animali appesi alle finestre, scie di sangue ovunque. Del fatto stanno indagando i carabinieri, che visioneranno anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza di una vicina abitazione. E molta rabbia nelle parole del sindaco di Pianezze, Luca Vendramin. Hanno agito praticamente indisturbati perché l'abitazione si trova in un posto molto isolato. Sì, è uno dei posti più belli di Pianezze, dove si sta benissimo. Fortunatamente abbiamo una telecamera lì vicino, che abbiamo acquisito le immagini, quindi Chissà che ritroviamo, perché non è uno scherzo di Halloween. C'è molta rabbia anche da parte di lei come sindaco, come amministratore della città. Una cosa del genere non si era mai verificata. No, io cerco sempre il buono in tutte le persone, ma questi sono proprio imbecilli. Sono veramente degli imbecilli, sono così imbecilli che non si rendono neanche conto di quanti imbecilli sono. Di certo, vedendo queste immagini, si potrebbe pensare a un regolamento di conti, peggio, a riti satanici, che però Vendramin smentisce. Non ci sono i presupposti, è uno scherzo goliardico, che però goliardico è sfinito in un danneggiamento massiccio. E si rivolge direttamente ai vandali. Avete sbagliato posto, avete sbagliato tutto, non si fanno queste cose. Si possono fare gli scherzi, ma qua veramente avete esagerato. Qua non si scherza più, il pugno sarà duro e speriamo di trovarli, perché veramente questa è una cosa indegna.